Maschi, sono il sindaco di Cerro Veronese, è un comune posto alle porte della Lessinia, il primo comune che si trova salendo dal fondovalle e per entrare poi nella parte più alta della Lessinia. È un comune abbastanza piccolo territorialmente, ma abbastanza abitato, densamente abitato. E, qui diciamo è un comune dove si sta molto bene, siamo alle porte della città, quindi molti preferiscono questa zona anche dal punto di vista abitativo, perché sono molto vicini alla città per il lavoro, per altre cose, ma nello stesso tempo godiamo proprio di tutto quello che la natura e la montagna ci può dare. E siamo circa 2500 abitanti, con un apporto ultimamente di molta gente, ripeto, che viene sia dal fondovalle ma anche dalla montagna più alta. Abbiamo tutti i servizi necessari, perché dalla scuola, il medico, ambulatorio di analisi, meccanici, qualsiasi servizio possa servire ad una famiglia per vivere bene in un territorio, qui lo trova e quindi penso che possiamo dire che stiamo vivendo in un territorio molto, molto bello. Non dimentichiamo anche tutta la parte ambientale, tutta la parte che riguarda la nostra bellezza. Si esce appena dalle nostre case, si entra immediatamente nel verde, nei boschi, nei nostri sentieri molto ben curati da una nostra associazione che se ne è presa carico e fa un lavoro veramente straordinario. Quindi chi viene a Cerro sicuramente trova passatempi, soprattutto di tipo naturalistico. Quindi ecco, è un territorio in cui si vive ancora molto bene, molto. Il suo comune è socio del GAL Val Lessinia. Che cosa vi lega? Ci sono stati dei progetti che avete seguito insieme in passato, ce ne saranno in futuro? Che tipo di rapporto c'è? Sì, allora siamo soci del GAL Val Lessinia da moltissimi anni e ci sono stati progetti nel passato con le precedenti amministrazioni di cui ho avuto memoria e ultimamente però abbiamo avuto anche possibilità di accedere a un bando e abbiamo avuto ecco, un contributo diciamo, per un lavoro che per noi è molto importante, che è quello della sistemazione, la manutenzione di un nostro manufatto storico che è la Giassara. È la testimonianza storica di un lavoro che esisteva sul nostro territorio circa un secolo fa e che ha dato veramente un'economia importante allora. Diciamo uno dei pochi reperti che sono rimasti ancora molto, molto belli, visitato ancora. Anche nella settimana scorsa, 10 giorni fa, abbiamo avuto delle visite di comitive ed è interessante capire il passato, ecco, è un legame col passato a cui noi teniamo molto. Il GAL, ecco, tramite il GAL abbiamo avuto accesso a un contributo che ci aiuterà a sistemare alcune carenze diciamo, strutturali, perché chiaramente è un manufatto che ha parecchi anni ed è una cosa antica, quindi da tenere bene. E quindi ecco, abbiamo avuto questa grande opportunità che ci aiuta veramente, perché poi come enti pubblici non sempre riusciamo e abbiamo la possibilità di intervenire dove si dovrebbe intervenire immediatamente. Secondo lei che cosa rappresenta il GAL Val Lessinia per il territorio, per la promozione e la valorizzazione del territorio? Qual è il suo valore aggiunto? Sicuramente è un'istituzione di valore, nel senso che mette insieme enti pubblici o anche soci privati e tramite il GAL ecco, si riescono anche ad avere delle iniziative importanti, degli apporti importanti anche dal punto di vista economico, ma non solo, e riuscire a mantenere sul nostro territorio delle strutture o comunque degli ambienti ecco, che siano di valore. E come cambia la promozione adesso, la promozione del territorio adesso nell'epoca post-Covid? Penso alla programmazione futura del GAL, su quali argomenti dovrà focalizzare l'attenzione, che cosa è cambiato, quanto è difficile ora fare promozione, quanto è ancora più difficile? Sicuramente ha avuto un'influenza negativa anche sui nostri territori, dal punto di vista delle attività sicuramente, ma anche dei flussi.
C'è da dire però che abbiamo riscontrato, soprattutto in questo ultimo periodo, un arrivo molto forte di persone che sono anche tornate sul nostro territorio, perché in questo momento magari non si stanno fidando di andare altrove, di andare più lontano. Mm, Questo secondo me è un aspetto di cui dobbiamo tenere veramente conto e anche nella promozione che faremo, però in questo momento particolare io ritengo che il turismo che sta arrivando sia un turismo locale, un turismo di raggio corto, quindi secondo me la promozione dovremmo proprio pensarla anche in quest'ottica, un'ottica più vicina che magari la diamo per scontata ma non sempre lo è.